Assessore Panizzuti, ci sono novità sul fronte dell'Informa Giovani, Informa Città di Conegliano, ovvero un nuovo sito e una nuova app dedicata a tutto il mondo del lavoro. Come è nata questa volontà di cambiamento e ci può spiegare sul lato pratico gli utenti cosa troveranno di diverso? Sì, allora, diciamo che una delle parti fondamentali dell'attività dell'Informacità e Informa Giovani è proprio quella dello scambio delle offerte di lavoro tra chi lo cerca e chi lo offre. E questo veniva gestito con una serie di informazioni tramite il sito e una newsletter settimanale che dava la lista di quelle che erano appunto le offerte di lavoro. Abbiamo pensato però di rendere la cosa molto più rapida e semplice da utilizzare, e quindi adesso abbiamo messo a disposizione un'app che è scaricabile sul cellulare, dove l'utente non solo può in tempo reale verificare le nuove domande, le nuove offerte di lavoro, ma può anche in autonomia gestire i propri curriculum. Quindi potrebbe avere anche più di un curriculum e renderli a disposizione, inviarli alle aziende di cui trova la richiesta di lavoro all'interno di questa app. E app che utilizza oltretutto un nuovo database. Abbiamo modificato anche, abbiamo fatto il nuovo database che contiene praticamente le nuove offerte di lavoro, cioè diciamo i record e tutta la gestione di quella che è sono tutti i dati relativi appunto a questo mondo che è quello della domanda e dell'offerta lavoro. Ovviamente tramite questa app e tramite questo nuovo database la cosa è diventata molto più semplice da utilizzare e quindi molto più positiva per quanto riguarda poi i risultati che offre nel momento in cui qualcuno va a cercare delle informazioni all'interno di questa app. Contemporaneamente abbiamo fatto il nuovo sito del progetto Giovani, è www.pgconegliano.it, e all'interno di questo sito ovviamente c'è anche tutta la parte dell'offerta, domanda offerta lavoro, e ovviamente anche tutte le informazioni che come dire, ruotano intorno a politiche giovanili, progetto giovani, Informacità e Informa Giovani. Tramite questo nuovo sito che è all'inizio e quindi insomma dovrà essere implementato, dovrà essere comunque, anzi verrà implementato continuamente, e si potranno trovare tutte le informazioni relative alle politiche giovanili e all'Informacità e Informa Giovani e al progetto giovani del Comune di Conegliano. Per quanto riguarda l'app, qual è il nome di questa applicazione e per scaricarla bisogna sempre andare su questo nuovo sito, come può fare l'utente? Allora, sul nuovo sito ci sono le informazioni, l'app è all'inizio, quindi ovviamente per chi conosce un po' il mondo sa che l'app più è ovviamente scaricata e più sarà semplice trovarla, quindi adesso stiamo lavorando su quella che è, o dovremo lavorare su quelle che sono le modalità per poterla reperire in rete. In ogni caso dal sito si possono reperire al momento tutte le informazioni per arrivare direttamente alla app e scaricarla nel proprio cellulare. Tutte iniziative che avvengono nella cornice di Innovation Lab. Per il prossimo futuro sono previste altre applicazioni che possono essere agganciate al mondo di Informa Giovani? Avete in mente qualche altra iniziativa su questa direzione? Sì, ruota tutto appunto intorno all'Innovation Lab, l'Innovation Lab che era un progetto nato nel 2020 che aveva appunto permesso di poter fare una serie di app, di cui questa è la prima messa in funzione completamente. E prossimamente dovrebbe esserci la nuova versione dell'Innovation Lab, il nuovo corso dell'Innovation Lab, il nuovo progetto, il nuovo bando, e tramite questo nuovo bando riusciremo non solo a implementare e a terminare quelle che erano le app iniziate con il primo Innovation Lab, ma potremo proporne anche di nuovo.